Buongiorno a tutti, buongiorno, benvenuti ad una nuova live di Reni Toons. Benvenuti. Oggi dobbiamo fare l'unboxing di un pacco e ovviamente il contenuto me lo sono già spoilerato da solo perché è lì in alto. Come vedete dobbiamo fare l'unboxing del vinile di Atlas UFO Robot, la versione diciamo 2025, uscita qualche giorno fa e già consegnata a diverse persone che l'hanno ordinato sia su Amazon che su altri negozi di vinili. Allora, prima però di fare l'unboxing, ecco, questo è il pacco di Amazon che mi è arrivato. Questo non c'entra niente, l'ho messo lì perché mi piaceva, quello è il numero uno in vinile di Fivelandia, però no, è sempre sigle TV, però non c'entra con quello che dobbiamo fare adesso. Io invece oggi, innanzitutto iniziamo come dal mio solito, sono le ore 12 e 11 minuti, mezzogiorno e 11, di questo sabato 25 gennaio 2025. Quindi di nuovo benvenuti a tutti, buon weekend, buona giornata e addentriamoci subito in questa live che tratterà più che altro Atlas UFO Robot Goldrake. Non voglio parlare né di Goldrake U, che è stato da poco, Goldrake U, non lo so come si dice, che è stato da poco trasmesso sulla rete Rai. Michele, buongiorno Michele, ben collegato, benvenuto. Dicevo appunto, non voglio parlare della trama di Atlas UFO Robot Goldrake, non voglio parlare della trama di Goldrake U, non parlerò di Gonagai, del personaggio, né degli altri diciamo robottoni o di Cudiani o di altre opere del maestro Gonagai. Oggi siamo qui a parlare delle varie edizioni, innanzitutto del vinile di Atlas UFO Robot. Siamo qui per vedere diciamo quella che è la mia collezione per quanto riguarda Goldrake. Vedremo anche come il nome di Goldrake di UFO Robot sia stato adoperato anche per fare delle compilation, quindi per vendere di più delle compilation, quindi gli si dava il nome UFO Robot o Goldrake perché dentro poi c'erano diversi brani che magari anche con Goldrake c'entravano poco e niente, però perché quel nome, quel quel titolo assicurava una vendita maggiore di copie della compilation. Quindi vedremo tutte queste cose, non sarà una live diciamo lunghissima, perché poi le cose che ho da farvi vedere non sono tantissime, però ce ne sono. Allora io direi, ho visto sul gruppo Goldrake di Facebook che molti parlavano del fatto che non tutti hanno un giradischi, non tutti sono appassionati come me e come altri di vinili e quindi avrebbero gradito, dovendo far uscire questo Atlas UFO Robot per il 50° anniversario, avrebbero gradito un supporto tipo CD, anche se io ho più volte detto che i CD audio non vanno quasi più, c'è pochissima gente ancora ha il lettore CD, però diciamo che anche le console diciamo non nuovissime che escono già con l'hard disk eccetera, comunque delle console anche relativamente nuove hanno ancora il lettore e quel lettore che legge i DVD con i giochi legge anche i CD audio, quindi diciamo ci sono ancora dei metodi per poter leggere dei CD audio, quindi avrebbero gradito una uscita di questo OST, quello che viene definito OST. Che cosa significa queste tre lettere messe insieme? Noi una volta ai miei tempi, magari anche negli anni 70, le chiamavamo più semplicemente colonne sonore, ma attualmente gli è stato dato praticamente il nome OST, che significa Original Soundtrack, ok? Quindi è la colonna sonora originale appunto del cartone animato della serie
Allora io direi innanzitutto pure di zittire questo, se no mi arrivano 2000 notifiche sul cellulare, quindi abbiamo mutato il cellulare. Ehm, quindi dicevo, OST significa Original Soundtrack, e questa Original Soundtrack molti avrebbero gradito averla oltre che su vinile anche su CD, e devo dire che non sarebbe stato male, visto che l'ultima volta è stato pubblicato in due versioni differenti nel 2005. A me il 2005 sembra ieri, mentre invece sono passati 20 anni dal 2005. Quindi siamo nel 2025, quindi sono passati 20 anni anche da quando io comprai, diciamo, questa OST su CD, e mi sembra ieri che l'ho comprata, invece ieri non è, attenzione, non è ieri. Allora, io innanzitutto volevo, prima di entrare proprio nel vivo della live, però volevo vedere se questa live scattava, se dava problemi, quindi voglio andare a vedere effettivamente. Allora, che è successo qua? Chiudi questo. Ma risulto in live su YouTube? Sì, eccoci qua, la live c'è. Volevo prima di entrare proprio nel vivo della live, però no, devo dire che va bene. Questa live scattava, se dava problemi. No, 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 sembra che va molto bene. Ok, anzi io lo spengo proprio questo perché sennò mi dà altri problemi. Allora, grazie a tutti innanzitutto e iniziamo subito. Allora, io direi proprio di iniziare a parlare della versione del 2005. Non voglio partire dagli anni 70, partiamo un po' così. Allora, nel 2005 uscì questo, ok? Questo è un CD. Questo è il retro del CD, che tra l'altro ve lo devo far vedere per così, ok? Guardate che bello che è, ok? All'interno il CD si presentava così. Come vedete è nuovo, io l'ho utilizzato qualche volta, ma ovviamente trovandosi questa OST, questa colonna sonora direttamente su YouTube, basta fare una ricerca, io non l'ho più ascoltato, diciamo, su CD. Questo è un volumetto molto molto bello, che io adesso vi farò vedere, quindi faremo anche uno sfogliamo insieme di questo volumetto. Su questo lato sono scritte, tra l'altro queste sono scritte in colore argento, quindi riflettono la luce e molto spesso è difficile da leggere. Allora, andiamo a vedere se si riesce a mettere a fuoco. Sì. Qui vedete c'è UFO Robot, Rigel, Venusia. Forse lo devo avvicinare di più che attira la macro. No. Ecco, Venusia, Alcor, Vega, Goldrake, Pianeta Terra, Atlas UFO Robot, Procton e Shooting Star Bonus Track. Tutti i pezzi sono eseguiti da Actarus, che Actarus era pure un gruppo, poi lo vedremo. Vedete? Edito da D. Vibe, e nel 2005 c'era ancora questa nomenclatura ADD. Ok? Allora, questo era, diciamo, il retro di questo volumetto. Andiamo a vedere cosa conteneva questo volumetto. Ecco una bellissima foto di Go Nagai. Vedete? Bellissima questa foto di Go Nagai. Eccolo, questo è un volumetto. Qui io non riesco proprio a leggere nulla, ma non perché mi mancano gli occhiali, ma perché mi riflette la luce e mi risulta bianco su bianco. Cioè voi adesso qui vedete qualcosa che c'è scritto, no? Però a me è bianco su bianco, cioè perché è scritto argento su bianco, una scelta non troppo felice, diciamo. Vedete, io vi sto facendo vedere questo volumetto, ma ci sono soltanto delle scritte. Oh, il grande, guardate un po' qua, Fabrizio Mazzotta, anche lui tra i doppiatori di uno dei personaggi, tra l'altro iconici, di sicuro non era Actarus Fabrizio Mazzotta, però diciamo ha fatto diciamo la storia, il grande Fabrizio Mizar, e poi vabbè, come altri cartoni animati possiamo ricordare pure Pollon, lui era Eros di Pollon. Comunque vabbè, non voglio parlare neanche dei doppiatori originali
di questo che adesso lo definiamo un anime, ok? Ma che ai miei tempi era un semplice cartone animato e presentato come telefilm. Abbiamo visto che all'inizio del diciamo di Goldrake Q su Rai 2 hanno fatto vedere diciamo la presentazione di Goldrake, che lo presentavano come telefilm, mentre invece sappiamo tutti che è un cartone animato, una serie a cartoni animati, una serie TV a cartoni animati. Quindi guardate che bello che è questo CD messo così, ok? Questo è il CD diciamo originale, l'OST di questo vinile che vedete accanto, vedete, di Atlas UFO Robot. Questo stesso CD lo stesso anno è stato presentato in un'altra versione che adesso vi vado a far vedere, ok? Guardate, opla, ho sbagliato, scusate, ma qui facendo tutto da me ho sbagliato, dovevo mettere questo, ok, adesso tac, eccolo qua, questa è l'altra versione sempre di UFO Robot. Vedete, c'ha quest'altra copertina, adesso un attimino solo perché mi serve il supporto del diciamo del cellulare, ok, e quindi un attimino solo, restate collegati. Allora, quello che volevo farvi vedere, infatti già ho visto un'altra cosa che non va, andiamo un attimino ancora più su, così leviamo, ok, così è quello che vedete voi, perché a me serve proprio per vedere ciò che vedete voi. Allora, questa è l'altra versione di UFO Robot, sempre del 2005, come vedete qui. Questa è uscita su etichetta Warner Strategic Marketing Italy, ok? Non so se io apro qua, vi dovrebbe far vedere diciamo, il CD come è su questa versione. Questa è la versione CD di Atlas UFO Robot, ok? Guardate, vedete qui c'è il simbolo della Warner e questa è la scansione del CD in quest'altra edizione. Guardate che bello che era, Atlas UFO Robot ricordava moltissimo il vinile, vedete? Soprattutto questa è la parte frontale del CD e quindi ricorda molto il vinile. Quella che ho io, questa ovviamente per adesso non ce ne sono neanche una copia in vendita su, diciamo, su Discogs. Quella che ho io invece, adesso ve la faccio vedere, mi sembra che basta che faccio indietro e ci dovrebbe stare, eccola, questa è la versione che ho io, Actarus su DVIB, DVCD 1030 codice, ce n'è una sola in vendita a 50 euro e guardate, questo è quello che vi ho fatto vedere io, vi ho fatto vedere diciamo, il retro del volumetto, qui sarebbe da metterci tutta la scansione del volumetto, la scansione del CD per far vedere com'era. Però diciamo questa è sempre uscita nel 2005, però su etichetta di Vibe, di Vibe, ok? E i brani sono sempre quelli, se andate a vedere UFO Robot, Regal, Venusia, Alcor e di qua andiamo a vedere UFO Robot, Regal, Venusia, Alcor, Vega, Goldrake, Pianeta Terra. Vedete, quest'altro è Vega, Goldrake, Pianeta Terra, UFO Robot, Procton e Shooting Star. E qui pure UFO Robot, Procton e Shooting Star. Come vedete sono identici questi due CD, sono tutti e due album usciti su CD, come vedete formato CD, album, reissue perché è una ovviamente diciamo ristampa e questa invece è remastered addirittura. Questa è stata rimasterizzata. Vi volevo dire che cosa significavano diciamo questa dicitura che vedete sotto la scritta di Vibe, c'è ADD. Questo si riferisce ad Analogic Digital, a come veniva prodotti prima. I DVD venivano prodotti partendo, che ne so, da un master analogico, poi veniva fatto il missaggio
in digitale o in analogico, quindi erano o AAD o ADD oppure DDD nel caso che anche il master fosse digitale. Ovviamente la parte finale, che è la masterizzazione, è in digitale, quindi l'ultima lettera era, diciamo, sempre D. Quindi questo ADD significa che il master era analogico, è stato lavorato completamente, mixato e lavorato in digitale e poi è stato masterizzato in digitale. Quindi ecco che cosa voleva dire questo formato, queste tre lettere che sono ADD come abbiamo visto, oppure possono essere AAD oppure DDD come vi ho detto. Allora, quindi ritorniamo, diciamo, in studio, ok? Allora, tornati in studio, vediamo se c'è qualcuno che mi fa qualche domanda. No. Ok, quindi visto a che cosa si riferiva e viste le due versioni uscite entrambe nel 2005 di questa OST, andiamo a vedere qualche altra compilation che sfruttava begamente il nome di questo iconico robot, per vendere di più. Allora, questa l'ho presa a MediaWorld, non mi ricordo quando, però come vedete c'è il prezzario di Megaton, di MediaWorld, Goldrake Cartoon Hit. Guardate, Goldrake Cartoon Hit. Questo esce il CD da dentro. Guardate che bello che è. UFO Robot Cartoon Hit. Tra l'altro vedete sulla sovracoperta viene sfruttato il nome Goldrake Cartoon Hit e dentro addirittura UFO Robot Cartoon Hit, in modo da poter utilizzare, diciamo, tutti e due i nomi di questo, sì lo so, di questo iconico. Ovviamente questo l'ho usato, vedete, il bollino SIAE è rotto, qua c'era il bollino SIAE, e niente, sfruttare il nome di questo robot famosissimo per fare poi, per vendere la compilation. Guardate dentro quanto l'hanno sfruttato, cioè sul CD c'è disegnato Goldrake, di qua c'è disegnato Goldrake. Andiamo a vedere. Allora, io vi tolgo il CD, guardate, tolto il CD, Goldrake da tutte le parti, UFO Robot, quindi UFO Robot sulla copertina. Andiamo a levare questo pure da dentro, guardate, leviamo questo e dentro c'è la lista dei brani UFO Robot Cartoon Hit. Io adesso senza occhiali vado a leggere. Dentro c'era, ovviamente si partiva alla grande con UFO Robot, poi una che non c'entra niente perché sono sigle, è una compilation di sigle di cartoni animati, quindi c'è Anna dai capelli rossi, anche telefilm, Nano Nano, il film con Mork e Mindy, Sari Moonlight, Pinocchio, Dance Version Original, Pinocchio Dance, quella titun, 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 titun. Poi c'era Hello Spank, Meet the Flintstones, tra l'altro questo mi pare che c'era un remix, tra l'altro, sì. Poi c'è Galaxy Express, c'è Titan 3, ovviamente può mancare sempre di Albertelli, perché poi vedremo che Albertelli diciamo su questo, ecco, mo ce l'ho, su questo ha fatto tutto Albertelli, quindi poi c'è Remy, sempre di Albertelli, Goldrake, sempre di Albertelli, poi tutto quanto tenuto insieme dal grande Vince Tempera, Star Galactic Train, Capitan Harlock, Lady Oscar, Beep Beep, Like a Stem. Vedete, questa è la compilation che si chiama UFO Robot. Quindi sfruttiamo il nome sia UFO Robot che Goldrake. Come facciamo? UFO Robot scritto sul cartoncino e Goldrake scritto sul CD. Vedete? Questo, ecco. UFO Robot Goldrake. Adesso mettiamo a posto. Dove sta? Ah, eccolo. Qui ovviamente, come vi ho fatto vedere, Goldrake dappertutto. UFO Robot, la lista dei brani anche qui.
ok? Strano che la telecamera oggi si vede che non c'è tanta luce, eppure qui sopra ho acceso. Qui è così, comunque. E questa è la prima. Questa è la prima. Oh, UFO Robot Cartoon Hit. L'ho rimessa a posto e è ridiventato Goldrake Cartoon Hit. E qui dietro ripetuti nella sovraccoperta. Come vedete io non ho neanche tolto il cellophane. Sono un po' malato, questa è una malattia mia, il fatto di non togliere neanche il cellophane. Ok? Poi andiamo avanti. Sfruttiamo ancora il nome con UFO Robot Super Hits Cartoon. E qui vedete che c'è. Hanno ripreso. Poi questo vedremo che cos'è. Hanno ripreso da questo disco il disegno errato di UFO Robot. Noi se andiamo a vedere UFO Robot, questo è il disegno giusto, questo qua, le corna sono a 2, chiamiamole corna, insomma, quelle cose gialle, diciamo, sono 2 da destra e 2 a sinistra. Quando venne disegnata la copertina del 45 giri, divennero 3 da una parte e 3 dall'altra. Sta cosa non si poteva vedere disegnato così, però l'hanno ripreso e hanno fatto un'altra compilation di sigle di cartoni animati e l'hanno chiamata UFO Robot Super Hits Cartoon. Super Hits Cartoon. Andiamo a vedere dentro, guardate il CD, è sempre Goldrake qua, UFO Robot Goldrake messo lì. Ovviamente questo non è bello come quell'altro, qui l'interno non è trasparente ma è nero, quindi dietro a questo non c'è disegnato niente, è bianco. Poi andiamo a vedere l'interno del cartoncino. Questo è il cartoncino. Ci ritroviamo un'altra volta UFO Robot. Quindi questo era proprio per sfruttare un robot famosissimo per poter vendere una compilation. Ok, scriveteli più piccoli i titoli, Tra l'altro, primo titolo Actarus. I ragazzi dai capelli rossi. Beh, Actarus è il cantante. Io senza occhiali, e poi addirittura i Micronauti, Titan 3. Ma mi sa che è lo stesso, Akiko e Company. Mi sa che è lo stesso di quell'altra, sta compilation qua, È un'altra edizione di quell'altra, non me ne ero accorto. Incredibile. Fatemi un po' vedere. Questa non me l'aspettavo, attenzione, UFO Robot, Anna dai capelli rossi, Anna dai capelli rossi. Nano, e sì, sono uguali. Pensate, Pinocchio. Hai capito? Queste due compilation sono due versioni diverse della stessa compilation. Tra l'altro basta vedere, se ve la metto così e così, forse, guardate, allora qui si inizia e metti a fuoco, mannaggia il fuoco automatico di questa telecamera, ecco, UFO Robot, Anna dai capelli rossi, Nano, Sari Moonlight, Pinocchio, Hello Spank, Meet the Flintstones, Galaxy Express, vedete? Titan 3, Remy, Goldrake, Galactic Train, Capitan Harlock, Lady Oscar. Andiamo a vedere qua le stesse, vedete pure Lady Oscar, Laika Stem. Vedete, sono uguali, quindi queste due compilation UFO Robot Super Hits Cartoon sono uguali, non lo sapevo neanche, pensa un po', due versioni diverse, non lo sapevo. Caramba, che sorpresa. Vabbè. Oh, e questa fu mi sa la prima compilation, mi sa sul CD che io comprai, almeno che io comprai, di sigle di cartoni animati, è chiamata proprio UFO Robot e Company. E non vorrei che fosse un'altra volta, no, perché qua c'è sta Remy, qua non c'è sta Remy, scusa, No, qua c'è Anna dai capelli rossi al 2, poi c'è Nano al 3, c'è sta. Poi c'è Capitan Harlock e invece qua c'è Pinocchio. No, questa non è uguale. Allora, questa è UFO Robot e Company. UFO Robot e Company. E qua c'è la lista dei brani.
Phonic Cetra. Tra l'altro vedete come sono più seri i CD, guardate, la parte proprio CD stampata, UFO Robot e Co, Phonic Cetra, proprio molto serio. E questo andiamo a vedere il cartoncino, il cartoncino dove c'è scritto, come vedete ci stanno tutti i 45 giri, tra cui anche quello di UFO Robot. Andiamo a vedere, questo è aperto e poi andiamo a vedere all'interno, come vedete sempre ripetuto, tra l'altro quello con 3 corna da una parte e 3 corna dall'altra, il nostro Goldrake, il nostro UFO Robot, vedete? Quindi sfruttare al massimo un qualcosa di iconico, lo sfruttamento. E non è neanche finita qui, perché c'è quest'altra, guardate un po', UFO Robot super sigle. Ovviamente questo è ridisegnato il coso, guardate, UFO Robot super sigle. Tra l'altro questa mi sa che a parte che è una copia, questa c'è scritto proprio facsimile copia. Questo quando diciamo uscirono i masterizzatori per masterizzare i CD, uscirono un sacco di compilation e di cose pirata, per ovviare, diciamo, a non essere uno ci doveva mettere bollino facsimile copie, non si poteva vendere lo stesso, era un modo per aggirare, perché è proprio in quel periodo che vennero fatte le leggi antipirateria dei media, perché all'epoca si vendevano, sapete che io diciamo so tutto, anzi saluto anche Enrico Frattasio con i suoi fratelli, Mixed by Harry, perché lui ha fatto clamore, diciamo, ha fatto parlare di sé, perché secondo me da un certo punto di vista ha esagerato con milioni e milioni di cassette vendute, cioè aveva una distribuzione che non finiva mai, cioè comprava le audiocassette, 3 miliardi di lire in audiocassette vuote, cioè quindi diciamo dal mio punto di vista ha esagerato e quindi ha fatto parlare di sé, però questa cosa ha fatto sì che ovviamente lui ha pagato con la legge tutto quanto, però al giorno d'oggi ancora si parla di Mixed by Harry come diciamo uno dei principali tra virgolette, io non la voglio definire pirata, ma diciamo distributori di musica contraffatta, ecco, diciamo così, di musica contraffatta, un distributore di musica contraffatta. E c'era tanta altra gente che ci provava in tutti i modi, e da qui questi bollini facsimile, copie, mettevano questi bollini sui cosi per dimostrare che erano una copia dell'originale, non originale, ma era ai limiti della legge. Poi la legge la migliorarono e quindi tutte queste cose dovettero sparire, anche se la pirateria la combatti solo abbassando talmente tanto i prezzi dell'originale che poi non conviene quasi più farlo piratato. Abbiamo finito con la musica digitale, adesso torniamo negli anni 70, quindi macchina del tempo, 88 miglia orarie, una bella DeLorean e voliamo verso gli anni 70, fine anni 70, quando nel 78 venne trasmesso Goldrake. Allora, insieme a questo cartone animato di cui ho detto io non dirò niente perché si trova di tutto di più, quindi questo anime, questo cartone animato, chiamatelo come vi pare, venne trasmesso in Italia e ebbe un grandissimo successo, ma proprio enorme, tanto è vero che ancora oggi ce lo ricordiamo, ne parliamo e quindi chiunque ne parla poi riesce diciamo, ad alimentare delle discussioni, che è quello che poi ci fa piacere. E insieme al cartone animato ovviamente vennero pure pubblicati dei vinili. Io poi non ho parlato delle audiocassette perché a parte questo io ho anche un sacco di audiocassette, ma mi è stato difficile reperirle per fare questa live oggi, ok? Quindi andiamo a vedere il 45 giri originale UFO Robot, guardate, ovviamente Actarus qui che sembrava all'interno dell'anime del cartone animato era questo personaggio qui ed era un personaggio
all'interno del vinile è un gruppo di persone, Actarus, è tutta una band composta anche di cori, batteristi, chitarristi, eccetera, che hanno suonato l'intera colonna sonora di UFO Robot. Come vedete, questo UFO Robot disegnato male, con 3 corna da una parte e 3 corna dall'altra, però è diventato iconico perché questo 45 giri ha venduto tantissimo. Tant'è vero che io pure ne ho 2 copie. Questa tra l'altro è quella mia originale, vedete, si riconosce anche dal numero molto molto basso. Io, come sapete, ce li ho archiviati quasi tutti i miei vinili, i primi 2000 già erano archiviati all'epoca, gli altri per arrivare a 6000 li sto archiviando piano piano, anche se mi sono fermato a novembre, devo ricominciare all'archivio dei miei vinili. Quindi questo ce n'ho addirittura 2 copie, anzi, vediamone anche uno, anche il disco interno. Vedete? Cetra, questo è diventato famosissimo, questo centrino, e Cetra anche di qua. Questo lo trovavamo anche nei jukebox, attenzione, è una sigla che era diventata talmente famosa che molte, diciamo, sugli stabilimenti, ai bar dove c'era un jukebox, avevano inserito anche questo 45 giri che poteva essere ascoltato dentro al jukebox inserendo 100 lire o 200 lire, 3 canzoni, una cosa del genere. Era più o meno quello. Questo è l'altro 45 giri, qui c'è Goldrake. Attenzione, erano 2 diverse le sigle, 2 diverse completamente. Una era Goldrake e una era UFO Robot. Quello là, UFO Robot, è quella che fa UFO Robot si trasforma in un radiomissile con circuiti di 1000 valvole, quella è UFO Robot. Invece Goldrake è completamente diversa, è quella che fa va, distruggi il male, va. Goldrake, io non canto, sono stonato, però per farvi capire la differenza tra queste 2 sigle. E poi al lato B ovviamente qui c'è Vega. Guardate che tutta la colonna sonora era molto molto bella, a me è piaciuta parecchio. Ho letto qualche commento di alcuni a cui non hanno gradito, però diciamo a me invece è sempre piaciuta. Infatti questo è il vinile 33 giri, solo vinile, è quello che si è salvato dal 78 a oggi, originale, stampa originale del 1978. Guardate che spettacolo, anche qui il Goldrake con 3 corna da una parte e 3 corna dall'altra. Non ve lo tiro fuori da questa sleeve di carta nera. Io purtroppo non ho salvato la copertina né nient'altro di quello che faceva parte di questo vinile, perché c'era anche un poster, però ho recuperato nel 2015. Perché ho recuperato nel 2015? Io ho sì il vinile originale 1978, ma nel 2015, per i 40 anni di Goldrake in Italia Record Store Day, è uscito questo. Vedete? Atlas UFO Robot, e qui dietro la lista dei brani. Ok? E qui c'è, come vedete, Record Store Day Digitali Remaster 40° anniversario vinile colorato. Perché vinile colorato? Non è nero, ma è rosa. Allora andiamo a vedere. Innanzitutto, come vedete, c'è sempre riportato il Goldrake con le 3 corna. Ok? Questo è il lato B, questo è il lato A. Vedete? Atlas UFO Robot. Ok? E poi qui c'è il poster. Ok, io adesso vado a mettere a posto nell'inner sleeve questo disco, guardate, disco rosa, e questo che voi vedete davanti è un poster che si apre, Questa non è, infatti per questo viene venduto in questa copertina trasparente, perché questo qui non è la copertina del vinile. Noi la copertina è solo questa inner sleeve che adesso vi faccio vedere. Vedete? Questa è la inner sleeve, lato A e lato B della inner sleeve. Vedete? Ma questo, che poi lo vedete pure qua dietro, tra l'altro anche questo in tiratura rigorosamente limitata
e numerata, vediamo che numero è, 500, no, 2500, oh, è la 500, tra l'altro scritta a mano, di 2000, vediamo se riesco a mettervela a fuoco. Edizione limitata, 500 di 3000 copie, ok? E questo è un poster, ok? Vedete? Vedete che è un poster? Io non posso... Ok. Non si può togliere da qua dentro, se no succede un macello. E quindi andiamo a rimettere questa. Io la rimetto qua. No, qua non c'entra. No, se la metto così qua non ci andrà mai, no. Quindi la devo mettere qua dietro. Ok, quindi tiratura limitata a 3000 copie, questa, per il Record Store Day del 2015, edizione limitata, numerata, Record Store Day, 40° anniversario, rimasterizzato in digitale. Oh, prima di andare a vedere queste compilation che pure sfruttavano, diciamo, no, sfruttavano, queste non hanno sfruttato, queste contenevano quel brano, andiamo a fare l'unboxing di questo, così vediamo oggi che cosa ci propone il mercato. Allora, andiamo a fare l'unboxing. Allora, apriamo qua, apriamo qua, apriamo qua, apriamo qua. Oh, mazza, stavolta l'hanno fatta proprio precisa. E questa è la scatola di Amazon che contiene i vinili. Allora, andiamo a chiudere questo, andiamo a chiudere questo, questa la lasciamo qua. Allora, Amazon, il baffo deve sempre ridere, gli famo fare una bella risata, vedete? Vedendo il baffo di Amazon vi invito a visitare i miei siti classe74.it, legolando.it, ilmondodelvinile.it, renijstore.it, starwarsstore.it, eccetera. Allora, per aprire basta tirare qua e abbiamo fatto l'unboxing. Cioè, abbiamo già aperto il pacco. Allora, andiamo a vedere. Buttiamo via quello. E questo è quello che ci troviamo davanti. Atlas UFO Robot. Vedete, io ero indeciso se comprarlo o no, ma visto che è un'edizione limitata, andiamo a vedere che 1894. Oh, edizione limitata 1894, un numero mediano. Secondo me pure di questo ne hanno fatto 3000 copie più o meno. Allora, è completamente diversa la cosa. Tra l'altro qui è chiuso, è imballato con questo sigillo. C'è un sigillo, non so se si vede. Vedete, c'è un sigillo rotondo, quindi è chiuso, però diciamo che sta copertina è un po' ballerina. Dentro mi sembra ci sia anche il poster. Non so se mi va di aprirla questa confezione. Io sono quello che non apre mai le confezioni perché... Allora, qui dentro vediamo 1975-2005, 50° anniversario, edizione limitata, vinile 180 grammi, Translucent Ice. Ok, ed è la versione limitata numerata. Quindi, e qui ci sono gli stessi brani, UFO Robot. Oh, finalmente per gli orbi come noi hanno scritto i brani un po' più in grande. UFO Robot, Regal, Venusia, Alcol e Vega, Goldrake, Pianeta Terra, Atlas UFO Robot e Procton. Come più persone hanno detto, qui manca la bonus track che poteva essere tranquillamente inserita, che era questa qui, la bonus track, che era Shooting Star. Shooting Star qui manca. Shooting Star. Quella Shooting Star che mi sembra sia presente però qui
perché Shooting Star io me la ricordo benissimo, eccola, Shooting Star stava nel lato B di UFO Robot. Questa era la versione Shooting Star, che però non è presente su questo vinile 2025. Buttiamo questo 2025, non c'è Shooting Star. Ok, andiamo a vedere sul Record Store Day la versione del 2015. Allora, a me sembra, no, neanche in questa versione qui c'era. Guardate, rileviamo questa, e questa è la confezione del 2015. Vedete, anche in questo caso non è presente dopo Procton Shooting Star, manca proprio questo brano Shooting Star. Vuoi, secondo me, io quando vedo queste cose non l'attribuisco a una mancanza del, diciamo, di chi ha prodotto il vinile, ma lo vedo più a dei problemi con i diritti d'autore, perché a questo punto io vado a pensare che questa canzone Shooting Star non appartenga, e però sempre Cetra era qua, però al giorno d'oggi bisogna vedere oggi chi è che detiene i diritti di Shooting Star. Allora, o almeno non ancora, forse, allora, certo che il vinile ha un fascino che i CD-ROM non riescono ad eguagliare, è vero, o almeno non ancora, forse tra 30 anni i nostri figli troveranno lo stesso fascino nei CD, può essere, ammesso che li collezioneranno, visto che le nuove generazioni sembrano non condividere la nostra mania per il collezionismo fisico. È vero, una cosa che io ho notato, mia figlia però è un po' un'eccezione perché gli piacciono i fumetti e se li colleziona, se li compra, quindi diciamo, però c'ha quella di passione e quello colleziona. Io mi definisco un collezionista un po' di tante cose diverse, di tutto ciò, diciamo, che riguarda gli anni 70, 80, 90, perché ho tanti giocattoli, per esempio c'ho il Gattiger, c'ho i Micronauti, c'ho parecchie sorprese di Topolino degli anni andati, c'ho collezioni che riguardano pupazzetti di Guerre Stellari, questo per quanto riguarda diciamo i cartoni animati, poi c'ho la collezione di vinili, la collezione di retro computing con tutti i giochi relativi, insomma io poi ho una marea di fumetti, librerie piene di fumetti, riviste che dobbiamo fare ancora, lo sfogliamo insieme, di tantissime riviste, quindi sono un grande collezionista, non un piccolo collezionista. I ragazzi di oggi collezionano molto poco, hanno quel cellulare dove dentro loro hanno tutto quello che gli serve è lì, cioè quindi viviamo in un mondo in cui si è digitalizzato tutto. Noi se volevamo vedere un film che non veniva trasmesso dalle reti, avevamo solo il videoregistratore con la cassetta, dovevi collezionare cassette, ti registravi il film con Verdone, per esempio, te lo registravi bianco, rosso e verdone, così lo potevi vedere quando avevi voglia, mettevi la videocassetta e te lo... Al giorno d'oggi, vuoi vedere un film di Verdone, Netflix, Prime Video, lo trovi da qualche parte, insomma, su tutti questi streaming, c'è Rai Play, c'è Mediaset Replay, cioè alla fine se ti vuoi vedere un film lo trovi in streaming subito. Ho visto che pure YouTube ha cominciato a mettere film completi. L'altro giorno stavo aspettando mia figlia che uscisse dal brancaccio dove l'avevo accompagnata, mi sono visto tutto il film 7 kg in 7 giorni, Renato Pozzetto e Verdone, quindi e l'ho visto su YouTube direttamente, me l'ha consigliato proprio YouTube, stavo navigando su YouTube tra il mio canale ed altri e mi è comparso film completo 7 kg in 7 giorni, me lo so visto, tanto dovevo stare un paio d'ore là, circa un paio d'ore, il film con un paio d'ore si è visto tranquillamente tutto quanto e me lo so visto su YouTube, quindi diciamo è diverso da come era per noi all'epoca. Poi diciamo non hanno vissuto neanche tanto perché sono stati troppo brevi secondo me a livello temporale, anche i DVD, i Blu-ray, adesso non vanno proprio più, non c'è proprio neanche il modo di, per esempio in 4K, difficile che esce un qualcosa di fisico in 4K, il 4K lo vedi online, perché dovrebbero essere un paio di Blu-ray, diventano file molto grandi che diventa difficile
mettere su dei supporti fisici, soprattutto ottici, o ingrandisci il supporto, allora fai un DVD dual layer grande come un 33 giri, però poi diventa scomodo, cioè i Laserdisc non hanno avuto successo anche perché i film su questi Laserdisc, a parte che si rovinavano questi Laserdisc, e vabbè, perché una cosa è il vinile che poi se si sente che gracchia un po' non ci interessa. Sul video veniva tutto a quadrettoni, c'erano problemi di decompressione, cioè è molto più delicato, diciamo, se uno deve mettere audio e video su un CD digitale. E quindi diciamo non ebbero troppo successo questi Laserdisc e vennero messi in disuso. Ebbe più successo il DVD che aveva una grandezza più limitata, quindi una superficie minore che si poteva rovinare e quindi ebbe più, per quanto pure questo è andato piano piano in disuso, così come è andato in disuso pure il Blu-ray, non si parla più tanto dei Blu-ray, è andato in disuso pure un'altra tecnologia che io ho ancora al televisore, il 3D, non c'è più un film 3D, prima erano tutti in 3D i film, adesso non ci stanno più film in 3D, una tecnologia che è nata e morta in un breve lasso temporale. Quindi, quindi abbiamo fatto, non mi va di aprirlo adesso, sono molto sincero, questo vinile, so che dentro è come lo vedete lì, laterale è argentato, diciamo, tra l'altro è anche trasparente e da quello che si vede, da quello che si può vedere qua, ci dovrebbe essere anche il poster, perché si vede da qua. All'interno, qui io lo riesco a vedere, c'è anche il poster. Se c'è qualche altro youtuber che vuole fare l'unboxing fatto meglio di questo vinile, io lo faccio vedere da fuori, che si faccia avanti e faccia l'unboxing aprendo anche questo vinile, magari qualcuno che ne ha comprate due copie, una se la tiene bella sigillata, io ne compro una, a parte non c'ho più spazio dove mettere pure i vinili, ho finito lo spazio completamente, finito lo spazio. Comunque come stampa direi che ci siamo. Scusate, vado un po' più indietro. Come stampa direi che ci siamo, guardate, sono molto simili. Certo, mamma mia, come era disegnato male qui Actarus. Guardate che roba, aspetta un attimo che metta a fuoco, guardate. Mamma mia. Se lo vai a vedere da vicino, ma pure Goldrake. Qui è giusto. Qui il disegno è corretto. Questo è il disegno, mi sa che è rifatto in Italia, però è corretto. Guardate. E Goldrake ha due corna da una parte e due corna dall'altra. Ma che vedevo di... e poi è rimasto qualche compilation, io ho preso così ad esempio quelli che ho trovato mentre cercavo questo vinile del 78, mentre cercavo questo ho trovato queste dove c'è Supereroi dallo spazio e come vedete qui sotto c'è anche UFO Robot, tra l'altro c'è anche Goldrake qua, vedete? Goldrake e UFO Robot, poi ovviamente viene menzionato il grande Mazinger, ovviamente Mazinger Z qui sopra. E questo è Supereroi dallo spazio, una compilation che contiene quindi anche le due sigle di Goldrake, di UFO Robot. Supereroi dallo spazio, questo è il dietro, vabbè. Questo robot completamente inventato, un po' ispirato a Mazinga, perché si vede che qui c'è qualche astronave, qualcosa che gli va in testa, però con i pugni che un po' ricordano Goldrake, con questa cosa rossa, insomma. Ieri Sony ha annunciato che chiude definitivamente la produzione di Blu-ray. È ufficialmente la fine dell'era del supporto ottico, è vero. Allora, tra l'altro si trovano ancora ovviamente supporti vuoti perché altre case, soprattutto case minori, quindi non Verbatim, non case molto grandi, ancora continueranno a produrre, si trovano ancora i CD vuoti prodotti magari in Cina, in America magari no, magari non li producono più neanche in Giappone, ma in Cina qualche fabbrica che ancora produce questi supporti, si trovano ancora le audiocassette vuote. Tra l'altro l'audiocassetta pare che sta ritornando di moda. Io non lo so quanto c'è di vero perché qualche cantante ha pubblicato qualche album anche su audiocassetta, ma
su audio, a parte che i costi spropositati, ma su audiocassetta costa ancora di più del vinile, costa quasi il doppio di un vinile, cioè prezzi folli solo per collezionisti, ma non conviene proprio. Questa è un'altra compilation, una discoteca dei piccoli, mi scappa la pipì papà, dove qui dentro c'era Goldrake, come vedete Goldrake al lato B, la prima del lato B si legge tranquillamente, Albertelli, Tempera, Luca. E ovviamente vedete in copertina sfruttiamo sia Actarus che Goldrake, questi due disegnati tra l'altro alla meglio, ecco Actarus e Goldrake, solo perché c'è una sigla sola, perché mi sa che no, ci stanno Goldrake e UFO Robot. Al lato B ce l'hanno messo una dopo l'altra, sia Goldrake che UFO Robot. Vedete? Quello è il lato B. Goldrake e UFO Robot l'hanno messe una di seguito all'altra al lato B di questa compilation, e in copertina ci hanno messo, potevano mettere qualunque altra cosa, perché qua c'è Sbirulino per esempio, c'è vabbè, famoso, che c'è niente più. Il corredo del soldato, vabbè, qua ci stanno un po' di canzoni così, c'è Mi scappa la pipì papà, Sbirulino, La moto da cross, poi Coriolano, l'allegro caimano, Vola vola vola, La ballata degli elefanti, Goldrake, UFO Robot. Questa secondo me ha venduto solo grazie a Goldrake e a UFO Robot sta compilation. Quindi il corredo del soldato, Dal polo all'equatore, Filastrocca din din din, O mia bella madonnina, ma vabbè, ci stanno dei brani improponibili qua. Ma poi perché mi scappa la pipì papà? Ah, la prima, sì. Mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, mi scappa la pipì papà. Mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, mi scappa la pipì papà. Non ne posso proprio più, io la faccio qui. Piccolo coro dell'Antoniano diretto da Marielle Ventre. E Marielle Ventre lo dobbiamo tanto ringraziare anche per aver scoperto la nostra Cristina nazionale quando cantò il valzer del Moscerino allo Zecchino d'Oro, e quindi poi da quel momento lei fece sempre parte diciamo, dell'Antoniano, sia come coro, come voce solista, fece tanti anni all'Antoniano, e poi Alessandra Valeri Manera, e vai col tango, ti faccio cantare una o due sigle dei cartoni animati. Cristina ancora oggi, anche nel 2025, concerti su concerti, e io spero un nuovo LP anche di Cristina, anche se non sono riuscito mai ad avere tutta la discografia completa in supporti fisici, perché io ho la discografia completa in digitale della nostra Cristina nazionale, ma non ce l'ho sui supporti fisici, anche avendo collezionato un mare di roba di Cristina, per esempio, vabbè, ci sono sigle sue anche all'interno ovviamente di una compilation così, 2 CD, originale pure questa, ma ve ne posso far vedere tantissime, ma queste 40 anni, 30 e poi, cioè veramente questi sono tutti cofanetti, cioè non... Vediamo qua se c'è qualche altra cosa da vedere, pure qua c'è sta roba di Cristina D'Avena, figurate, 2 CD, cioè sono talmente tanti i CD di Cristina D'Avena, pure qua dentro è pieno di sigle di Cristina D'Avena, pure questo, 2 CD, fantastiche avventure, poi c'è qui, eccolo là, pure qua dentro, questo è un CD solo, però pure qua dentro è pieno, cioè andare a vedere quante compilation sono uscite con la voce di Cristina D'Avena, secondo me pure da quel punto di vista c'ha il Guinness, perché già Cristina ha il Guinness dei primati, perché non mi sembra da quale anno, dall'82, una cosa del genere in poi, c'è sempre stata tutti i giorni per televisione trasmessa almeno una sua sigla, quindi per tanti anni non c'è nessun altro cantante che detiene questo tipo di record.
ok? E quindi tanto di cappello alla Cristiana Vena Nazionale. Volevo farvi vedere qualcosa di particolare che riguarda, preso da Wikipedia, potreste andarlo a vedere anche voi, però diciamo in finale di live, che siamo in finale di live, io ero andato a cercare, ah però mi sa che non ce la fa il PC, mannaggia, vediamo un po', ma forse se chiudo qualcosa, andiamo a chiudere questo, libero un po' di memoria video, ma mi sa che sto sfruttando troppo la memoria video. Andiamo a vedere se chiudo questo. Libero un po' di memoria video. Questo è poco ma sicuro. Ok. Vabbè, vediamo come viene. Mi vado a vedere, tanto poi siamo addirittura d'arrivo. Quindi, allora, andiamo qua. Che caspita è successo? Allora. Come pubblicato? Ma stiamo ancora in live? Sì. Allora, un attimino solo che voglio controllare. Sì, stiamo ancora in live. Ok, ok, allora un attimino solo. Io ci provo a mettere. Ci stanno dei cosi neri, vabbè, che devo fare? Questa è la scheda video che non gliela fa. Comunque, questo è Actarus, il gruppo musicale preso da Wikipedia. Come vedete da Fabio Concato alla voce e ai cori. Ovviamente Actarus è stato un gruppo musicale italiano famoso per le sigle di UFO Robot Goldrake. Il gruppo venne formato nel 78, ovviamente i musicisti erano diretti da Vince Tempera e diciamo Albertelli pure c'era, Vince Tempera alla tastiera e al sintetizzatore, poi qui vedete, tra l'altro mi dà come album 78 Atlas UFO Robot, 78 UFO Robot come singoli, 78 Goldrake, che io ce li ho tutti e due, ma guardate no, così non si può proprio lavorare, perché ci stanno sti quadratoni neri. Allora, il gruppo venne formato nel 78, si trattava di un ensemble di musicisti diretto da Vince Tempera, tastiere e sintetizzatore, e composto da Massimo Luca, chitarra acustica ed elettrica, e poi vabbè, dagli altri membri, tra l'altro da pure Fabio Concato alla voce e ai cori. Allora, all'epoca del successo, l'autore dei testi era Albertelli, sì, scusate ma mi sta dando proprio tanto fastidio sto fatto che vengono tutti sti quadrati qua, porca la miseria. Allora, vediamo un po' se riesco ad ovviare in un altro modo. CTRL V, oh, questa la chiudiamo e mo qua mi ricompaiono, guarda, vabbè, allora facciamo così, in teoria così, no, compaiono lo stesso, vabbè. Comunque andate a cercare Actarus come gruppo musicale e vi troverete tutte le informazioni riguardo a questo gruppo musicale e non al personaggio dell'anime. Ok? Scusate, ma no, mi dà fastidio quando il PC fa così, ma è normale perché voi non potete capire. Io sotto nella barra, tra l'altro questo PC è ancora con Windows 7, lo preciso sempre, ma nella barra sotto io ho una marea di applicazioni che stanno girando in questo momento. Non è che faccio una sola cosa io col PC, lo sfrutto. Questo, ripeto sempre, è un i5 di quarta generazione, sto processore. C'ha una scheda video sempre Nvidia del 2012, però è tutta roba vecchia. Dovrei farmi un super PC, un qualcosa di un po' più moderno. Poi piano piano magari vediamo se cresce il canale, se piace quello che faccio. Volentieri io investo dei soldi sul PC nuovo, deve avere almeno un qualcosa di 14ª generazione di 1 o 2 anni fa, con la RAM più veloce, scheda video più veloce e tutto quanto, quindi si riescono a fare molte più cose. Io ho già 2 webcam, tutte e due Full HD attaccate. Quella con cui mi vedete adesso è una Logitech che mi è stata appunto regalata da uno di voi, da uno di quelli che mi segue, ok?
quindi anzi andate a cercare la posta di Reni e trovate diciamo tutta la, tra virgolette, la recensione di questa webcam che ancora oggi adopero. Allora, siamo in chiusura di live, abbiamo visto che me li sono persi, no? Abbiamo visto i CD, questo è il CD che molti non sanno che neanche che è uscito, di Goldrake 2005, abbiamo visto quell'altro pure su Discogs. Questa è una compilation UFO Robot e Co. UFO Robot e Co che prende il nome da e queste sono due compilation uguali, UFO Robot Super Hits Cartoon, Goldrake Cartoon Hit, ok? Queste sono altre due. Abbiamo visto i 45 giri, eccoli qua, ve li faccio rivedere. UFO Robot Goldrake e di qua Shooting Star e Vega. Aspettate, ve lo faccio vedere bene. Shooting Star e Vega, ok? Shooting Star e Vega. Poi abbiamo visto l'original 1978 Goldrake UFO Robot, vinile originale 78, vinile originale 2015 RSD Record Store Day edizione limitata numerata con tanto di poster. Questa edizione limitata numerata 50° anniversario di UFO Robot Goldrake in vinile argento. Quella di prima era in vinile rosa, questa in vinile argento. Allora, grazie di essere stati qui con me. La live è durata un'ora circa e niente, vi do appuntamento alla prossima live. Reni Toons vi dà appuntamento alla prossima live. Sono le ore 13 e 11 minuti di questo sabato 25 gennaio 2025. Grazie a tutti, vi invito come sempre a visitare i miei siti class74.it, legolando.it, starwarsstore.it, il mondo del vinile.it, magliette vintage.it, dove trovate anche delle magliette con Goldrake, ci sono sul sito, quindi magliettevintage.it, renijstore.it e il mondo del vinile.it. Sono tanti siti, a seconda di quelli che sono, diciamo, le cose che voi preferite, cliccate su uno piuttosto che sull'altro, ok? Quindi poi li trovate in descrizione tutti quanti i miei siti, in descrizione del video. In descrizione vi metterò anche il link per andare ad acquistare questo vinile che è ancora in vendita su Amazon, ok? Grazie mille di essere stati qui con me, vi auguro un buon sabato, un buon weekend e ci vediamo alla prossima live di Reni Toons. Grazie a tutti, grazie a chi ha visto questa live in diretta e grazie a chi la vedrà in differita. Grazie mille, grazie davvero, grazie di cuore. Allora andiamo a vedere la sigla finale, intro. C'è la miseria, un attimino solo, che non trovo la sigla, pensa un po'. Allora, Reni Toons, eccola qui. Ok, e allora a presto, alla prossima volta. Grazie mille di essere stati qui con me. Grazie, ciao a tutti e buon weekend.